David Zard, Velvet Music, bellissima opera musicale Romeo e Giulietta. Con quanto entusiasmo e con quale paura arriviamo a questo importante spettacolo? La paura non esiste, l'entusiasmo tanto, e c'era molta paura, ma dopo che ho visto le scene la paura è scomparsa, perché credo che la notizia che si tratta del più grande spettacolo mai fatto in Europa, e se qualcuno ha il coraggio di smentirmi, mi venga e mi proponga qualche altro spettacolo. È venuta l'idea di trattare una delle storie d'amore, forse la storia d'amore più bella che sia stata mai scritta? Forse, perché forse è la storia d'amore più bella in assoluto da secoli. Da secoli questa è la storia che viene ripetuta dai giovani di Verona. Sì. E lì è venuta un'altra idea molto complicata, a mio avviso, di questa collana di CD Book. Sicuramente anche in questo caso l'idea di trattare i grandi della musica italiana, della musica internazionale soprattutto. In questo caso invece in che modo siamo arrivati a questo? Io reputo che bisogna dare valore al denaro che si fa spendere alla gente, e quel pezzettino di plastica a 20 euro mi faceva incavolare. Poi quando sei a casa non sai nemmeno dove metterlo, come metterlo e come piazzarlo, e quando lo cerchi c'hai fatica e poi si rompe la scatola. Allora io sono anni che penso che le case discografiche dovrebbero dare per quello cosa. Io ho iniziato quando ho fatto i primi dischi di Branduardi, se ti ricordi la prima copertina della Fiera dell'Est aveva un libro dentro, sempre bisogna dare, e io credo che questa collana del CD Book possa indubbiamente dare il via a valorizzare il prodotto che continua. Un'ultimissima curiosità, sempre tornando all'opera musicale di Romeo e Giulietta, c'è un momento in particolare, un estratto dell'opera che l'ha sempre colpita e che l'ha indotta ad arrivare alla messa in scena oggi? C'è tutta l'opera, c'è una cosa, c'è una canzone che mi fa piangere sempre e fa piangere anche il regista mentre la dirige, ed è quella cantata da Vittorio Matteucci, Avere te, che canta la figlia. È un pezzo che penso sia una delle più belle scritture di dedica di un padre verso la figlia. Bene, grazie David Zard. Grazie a voi.